Bella questa serata di festa, vero Colette? Fatta in Bellissima, amicizia. fatta in amicizia. Chi abbiamo adesso? Adesso si esibisce il gruppo di Macomer. Allora andiamo vicino casa mia, nel Marghine, Bolotana dista pochi chilometri da Macomer. Incontrarli qui è stata un'emozione. Questa sera loro sono tra i più ammirati esponenti delle danze tradizionali del Marghine, quindi i loro colori questa sera abbelliranno certamente questo palcoscenico. Mi piace ricordare di questo gruppo che oltre a far parte dell'UFI, che appunto fa parte del folklore italiano, loro organizzano l'UFI Festival del Folklore. Hanno organizzato nel 2010 quello per gli adulti, la 13ª edizione, invece quest'anno hanno organizzato un grandissimo festival sempre con l'UFI dedicato al folklore per i bambini. Peraltro Villassoro era presente, è andato anche in onda su Videolina e noi siamo orgogliosissimi. Quindi grazie al gruppo di Macomer perché conserva la tradizione e soprattutto perché ci invita ogni anno a partecipare al loro festival. Grazie mille. E li accogliamo con un applauso. Gruppo Tradizioni Popolari di Macomer. Bellissimi i bambini di Macomer che per noi eseguiranno su Dillaru e su Bassù Torrau.
i colori del Marghine di Macomer su questo bellissimo palcoscenico di Villasor. Prima non lo abbiamo presentato, all'organetto Imbre Cocco. E oggi tu ci hai portato anche quelli di casa tua, vero? Perché qua ho visto prima i bambini più piccolini del gruppo folk di Macomer hanno soltanto 5 anni, quindi hanno ballato. Eccoli là, venite qui, perché qua i signori di Villasor vi volevano fare un altro applauso, quindi è meritato. Come si chiamano? Aspetta, amore, che non si sente, vai. Alessia Vitalis, Alice Zoa, Matteo Cocco, Matteo Masala, Chiara Rosas. Perdonami. Faccio io una domanda. Allora, voglio sapere una cosa. Ma a voi piace venire a andare a ballare il ballo sardo oppure vi obbligano? Sì. Ti obbligano? No. Ti piace? Sì. A te piace? Sì. A te piace? Sì. Sei sicuro? Senti, Matteo, ma tu cosa vuoi fare da grande? Voglio fare il lavatore dei piatti. Allora, questa È passione, questa è passione. È passione. Ascolta Matteo, Traumatizzato il bambino. però dici la verità, ma mamma te li fa lavare i piatti? Sì. Ascolta, ma glielo chiedi tu o ti proponi da solo? Mia mamma me l'ha fatto provare solo una volta. Ho lavato 4 bicchieri e 2 tazzine. E quanti ne hai rotto? Niente. Ah, allora probabilmente avrai un bel futuro. Allora questo lavatore di piatti sarà d'eccellenza. Io direi che ci vuole un altro applauso e poi continuiamo.